Il premier Letta vede la luce in fondo al tunnel della crisi, ma gli artigiani di Treviso non gli credono. Difficoltà nell'accesso al credito, tanta burocrazia, pressione fiscale altissima, potere d'acquisto delle famiglie sceso con conseguente calo degli ordini. Niente di buono, insomma, in vista per dopo le ferie. Noi non vediamo ancora la fine del buio e l'inizio della luce di questo tunnel, assolutamente. E gli indicatori che noi abbiamo non sono certamente di ripresa, non c'è un'economia che si sta rimettendo in moto, assolutamente. Noi potremmo prevedere un autunno purtroppo ancora in rosso come gli altri anni. Sul tema delle tasse, sollevato anche ieri dal governatore del Veneto, Pozza dice che quando sono troppe la tentazione di evaderne una parte è grande. Ci può essere un'evasione data da questa pressione troppo alta e di conseguenza l'imprenditore, quando si trova nelle condizioni di poter o evadere o eludere, tra virgolette, lo fa per questi motivi, insomma. E comunque questa non vuole essere una giustificazione, è una fotografia della realtà. I recenti controlli della finanza in negozi e ristoranti delle spiagge di Jesolo e Sottomarina non porteranno a grandi risultati o a recuperi di gettito fiscale, sostengono alla Confartigianato di Treviso. La vera evasione non è lì. In Veneto l'altro tempo dietro, se la memoria non mi tradisce, avevamo 150 milioni di evasione riscontrati dall'Agenzia delle Entrate e 120 milioni di questo 150 appartenevano solo a 3 gruppi. Di conseguenza la grande evasione si ha nelle grandi aziende.